Scene da film, ma questa volta di finzione non c'è proprio nulla. Anzi, c'è una famiglia devastata, distrutta, dopo che Steve Quintino, il 19enne di Riese Piodecimo, ha travolto e ucciso Mario Piva, 67enne in pensione che viveva a Loria, prima di portarsi a Fonte, dove ha provocato un disastro. Piva si trovava a San Zenone lungo via Marini per un giro in bicicletta assieme alla moglie. Un sabato mattina come tanti trasformato in incubo quando Quintino, alla guida di un'auto rubata poco prima, ha tamponato ad altissima velocità il ciclista davanti agli occhi della compagna del 67enne che ha assistito alla scena totalmente impotente, vedendo il marito fare un volo di decine di metri per poi piombare sull'asfalto privo di vita. L'omicida sarebbe tornato indietro per vedere cos'era accaduto, poi avrebbe continuato la sua corsa folle verso Fonte. Immediato l'arrivo dei soccorsi a San Zenone lungo la provinciale che conduce alla frazione di Carainati. Sul posto polizia, carabinieri, agenti della locale, protezione civile. La strada è stata bloccata per ore. Una vicenda che ha scosso le comunità di San Zenone, dove Mario Piva è stato ucciso, e di Loria, dove la vittima viveva, e i sindaci hanno voluto esprimere il loro cordoglio. Una tragedia accaduta in una delle strade più pericolose del nostro territorio e con una dinamica davvero agghiacciante. Un plauso però alle forze dell'ordine che sono intervenute prontamente e hanno già assicurato alla giustizia questo criminale, questo assassino. Sono passato a salutare la famiglia, chiaramente non ci si rende ancora conto di quello che è potuto accadere, proprio non si hanno spiegazioni per una tragedia di questo genere. Capisco che in questo momento il dolore e anche, se posso dire, visto come si è svolta la tragedia, la rabbia, possa anche sopravanzare altri sentimenti, però la nostra vicinanza deve essere chiara a tutti i familiari, a tutte le persone e agli amici che volevano bene a Mario.